Allora, buongiorno, io sono Dario Tessarotto, CTS dedicato salute Vicenza 6 e sono qui assieme a Dino Borgo, CTS dedicato benessere Vicenza 1. Dunque noi abbiamo iniziato questa attività praticamente sul partire del progetto, vale a dire gennaio 2017. Per quale ragione? Abbiamo capito che tutto un progetto che vuole cambiare una determinata realtà che ci circonda non può che passare attraverso la consapevolezza. Ovviamente la consapevolezza è un qualcosa che si estende a tanti settori, no? Non solamente la politica, l'organizzazione sociale, eccetera, ma crediamo che anche il settore di cui ci occupiamo sia veramente il punto di partenza per la consapevolezza. Cioè, se una persona non è in salute, non mangia bene, non dorme bene, non fa quel minimo di attività che consentono uno stile di vita corretto, non può avere una mente lucida, non può scegliere, non può decidere che vuole cambiare ed avere quindi una sua posizione autonoma, precisa, dettata dalla sua scelta, dalla sua testa, ma segue come una pecora quello che i media portano a fare. Che cosa abbiamo fatto finora? L'anno scorso, quindi circa una serata al mese, l'abbiamo dedicata assieme ad alcuni esperti proprio per conoscerli, per vedere come si potevano presentare questi argomenti, che cosa si poteva offrire come informazione, ovvero sia ogni 15 giorni ci troviamo con un gruppo di 30, 40, 50 persone interessate che sono rappresentative dei CLEM, quindi sono i capitani, sono dei PO, ma sono anche degli ospiti esterni adesso che vogliono cercare di vedere che cosa si sta facendo di pratico, di interessante all'interno di un progetto che dovrebbe cambiare qualcosa di questa società. Dare anche questo messaggio di professionalità, di organizzazione, di un certo stile necessario per affrontare bene gli argomenti. Proprio con questa filosofia e in questa ottica, oggi abbiamo invitato la persona di Maurizio Caponetto, ecco, che ha praticamente qui la possibilità di presentare un prodotto, un'azienda locale, degli argomenti interessanti per un uditorio. Ed è una sorta di esame che stiamo facendo per vedere la persona, con tutto rispetto, se è in grado di presentare le cose, la modalità di presentazione, se ci sono delle slide, i tempi che gli offriremo. Se vuoi dire due parole sull'azienda, che appunto è un'azienda da far conoscere. Perché un'azienda? Perché ovviamente oltre alla conoscenza sull'alimentazione, sull'acqua, sul sale, su quello che è importante, abbiamo detto, anche fare conoscere realtà locali. Un obiettivo è quello di sviluppare l'economia locale, di fare in modo che chi lavora qui, se lavora seriamente, se è professionale, se ha dei prodotti di alta qualità, ed è un po' anche il compito nostro, no? Di CTS dedicati, verificare questo, no? Se così è, deve anche poter vivere, poter guadagnare, poter in qualche modo offrire e ricevere, diciamo, delle ordinazioni dai consumatori di zona. Sì, come dicevo, sono Maurizio Caponetto, sono il responsabile commerciale dell'azienda Giovia. L'azienda Giovia è un'azienda di
della zona, del territorio di Grisignano di Zocco, provincia di Vicenza, e offriamo sul mercato in una formula dal produttore direttamente al consumatore dei prodotti di cosmesi, creme nella fattispecie anti-age, anti-età, con una formulazione molto interessante, molto innovativa rispetto ai principi attivi contenuti e principalmente con un'attenzione alla cura delle materie prime, della produzione e dei protocolli appunto, di controllo della qualità dei prodotti. I prodotti sono certificati dall'Università di Ferrara per la funzione che hanno. Sono dei prodotti cosmetici, noi siamo un'azienda cosmetica, ma i protocolli di produzione sono di tipo farmaceutico, per cui sono controllati camere asettiche, camere bianche, quindi tutti prodotti di alta qualità. La cosa principale è che funzionano, hanno una capacità anti-age molto forte e con un trattamento completo di alcune creme, giorno, notte, filler, contorno occhi, danno il risultato nel giro di poco tempo. Già la pelle assume dei connotati molto più positivi rispetto all'inizio del trattamento. Questa è la crema notte della linea giovani, della linea Protective. Andiamo un attimo a vedere. Il sistema di misurazione che stiamo utilizzando è un sistema che va a indagare sull'aspetto sottile, ovvero sia vibratorio degli elementi. No? Perché? Perché secondo quello che dice la fisica quantistica, l'effetto più importante che noi abbiamo da un cibo, da un'acqua, ma anche da un elemento esterno, è un effetto di risonanza con le informazioni del nostro corpo. Se manca questa risonanza, il nostro corpo non riconosce l'elemento. Se non riconosce l'elemento, tende a scartarlo, tende ad eliminarlo piuttosto che ad assorbirlo e a servirsene, diciamo, no? E quindi ci sono alcune frequenze specifiche che possiamo individuare su un elemento, su un prodotto trasformato anche come questo, ok? E che mi stanno ad indicare. La prima, per esempio, che c'è una vibrazione di risonanza sulla frequenza cellulare, ovvero sia può entrare in risonanza con le nostre cellule che possono riconoscerlo. Questa è una frequenza universale. Tutto quello che mangiamo, che assumiamo, che mettiamo sul nostro corpo, lo stesso ambiente in cui viviamo dovrebbe avere questo tipo di frequenza, perché altrimenti, se non ce l'ha, il nostro corpo deve fare qualcosa per difendersi da questa mancanza. Abbiamo fatto due linee di prodotto, una appunto per riparare, diciamo così, i segni del tempo e una per anticipare e quindi la prevenzione e quindi ritardare l'invecchiamento della pelle. Quindi una linea che si chiama Protective per le pelli giovani e una linea che si chiama Intensive per le pelli più mature. La prima mantiene l'elasticità, è ricca di antiossidanti per permettere che nel tempo non ci sia invecchiamento, cioè si ritardi l'invecchiamento della pelle. L'altra, appunto, che ha quella al veleno d'api, ha questa capacità tensionante per cui le rughe in pochissimo tempo si risollevano e si ha un effetto riempimento dall'interno. Perché? Perché la formulazione prevede anche collagene marino, prevede anche acido ialuronico, per cui tutta una gamma di sostanze che aiutano dall'interno la pelle a rinforzarsi e a recuperare il tono là dove l'avesse perso o mantenerlo là dove invece la pelle è ancora giovane. Questo per prendere, diciamo, in esame tutte le fasce di età, quindi dai 20 anni fino ai 120. Perfetto. Quindi la crema può essere utilizzata
entrambi le persone del pubblico, fermo restando che poi, essendo la pelle maschile, per via della barba, per via di altre situazioni, necessita di altre attenzioni, specialmente dopo la rasatura piuttosto che pre-rasatura, stiamo facendo anche una linea dedicata all'uomo. Ecco, poi c'è una cosiddetta frequenza di terra, che è una frequenza che tutti gli elementi viventi, le piante in special modo, hanno ricevuto dalla terra, dalla madre terra, che gli dà le informazioni vitali. E poi c'è una frequenza cosmica, che è una frequenza dovuta a tutte le informazioni che arrivano dall'universo, dai pianeti, dalle stelle, eccetera, e che in qualche modo è una frequenza che porta energia vivente ai sistemi. Questa energia vivente viene sempre mediata con l'energia di terra per trovare il giusto equilibrio. Quindi io questi prodotti non li ho conosciuti prima, li sto valutando adesso e posso dire serenamente, insomma, che mi sento che ci sentiamo di poter far conoscere al nostro gruppo, di far conoscere alla nostra serata dei prodotti, perché c'è una qualità di fondo, altrimenti con molta sincerità avremmo detto no grazie, mi dispiace, cioè c'è libertà di lavorare sul mercato, però noi cerchiamo di far conoscere l'eccellenza. L'attenzione particolare è stata posta ai principi attivi, alle sostanze che compongono appunto queste creme, come plus, come prodotto aggiuntivo, come principi attivi. Abbiamo, per dirne una, estratto di bacche di goji da coltivazione biologica, abbiamo estratto di cellule staminali dell'uva, anche queste da coltivazione biologica, cellule staminali del glicine, utilizziamo estratto di veleno d'api da allevamenti di apicoltore, biodinamiche e di certificata qualità. Le api vengono attirate contro un vetro dove rilasciano la gocciolina di veleno, ma non impiantandosi il pungiglione non muoiono, perché la nostra azienda è entrata a far parte del Noisy Group, quindi è nel portale Noisy Group, e anzi devo dire che è stata una delle prime aziende di cosmesi che è entrata a far parte del Noisy Group. Io l'ho registrata 2 giorni dopo che si era aperto il portale, e questo è il momento corretto per la verifica, la certificazione appunto della qualità dei prodotti, di cui io sono assolutamente sicuro.